Siamo con Fabio Lalli, dopo Chieti Giulianova, un'altra sconfitta. Sì, allora, alla luce di queste due sconfitte, se mi penso un pochettino a freddo, mi metto a analizzare queste due sconfitte, non posso far altro che essere orgoglioso delle prestazioni che abbiamo fatto. È vero che bisogna riportare sempre a casa i 3 punti, è la cosa più importante, però alla 10ª giornata fare due prestazioni del genere, riportare 0 punti non è una cosa così negativa, nel senso, vincere una partita come l'hanno vinta loro oggi sarei stato contento soltanto per il risultato, ma alla luce delle 24 partite che mancano mi preoccuperei un pochettino, visto che non è che hanno 30 punti di vantaggio, quindi dobbiamo essere soltanto orgogliosi, dobbiamo ritrovare la serenità giusta che ci può far cambiare l'episodio che in queste 2 giornate ci è andato a sfavore e basta, e continuare a fare quello che abbiamo sempre fatto, perché abbiamo dimostrato che siamo una squadra all'altezza. Poi gli episodi purtroppo in queste 2 giornate non sono stati da parte nostra, però non credo e non spero che per tutto il campionato resti così la situazione. Per te oggi un'altra traversa. Sì, fa parte del calcio, la traversa è un tiro fuori, quindi assolutamente non ci rammarichiamo per questo. Meglio prendere una traversa piuttosto che non tirare in porta, quindi sono molto fiducioso per il resto del campionato, visto che manca ancora tanto.